dalla voragine a Valdagno, recuperati senza vita il 64enne Leone Nardone, il figlio 21enne Francesco, stavano andando a portare aiuto alla protezione civile, i corpi trascinati a 15 km e ritrovati a Trissino. Padre e figlio erano titolari di un'azienda di Valdagno. Le parole dell'amico del 64enne sconvolgono il racconto dell'automobilista miracolato: io ho passato su quella strada pochi minuti prima. Comunità sotto shock, il sindaco indice lutto cittadino per i funerali, il Ponte dei Nori posto sotto sequestro, inchiesta della procura per disastro colposo al momento a carico di ignoti. Si è rischiata la terza tragedia a Schio, dove una bimba affetta da autismo sfuggita al controllo della madre è scivolata dal ponte sul greto del torrente Leogre in piena, salvati in extremis. Notte di paura, danni e disagi in tutto l'Ovest vicentino tra Arzignano, Brogliano e Cornedo. Qui la furia dell'Agno ha spazzato via una pista ciclabile, decine di smottamenti e frane tra le zone più colpite, quella di Recoaro Terme, con una decina di famiglie bloccate, la loro rabbia ai nostri microfoni. Zaia dichiara lo stato di emergenza e lancia un appello al governo perché investa 20 miliardi nel PNRR. I bacini di laminazione hanno evitato la catastrofe, dice piena da record, spiega Bottaccin, polemica sull'allerta gialla. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali, subito con le notizie. In apertura ovviamente il maltempo e le vittime che ha comportato in mattinata, infatti il drammatico epilogo dell'ondata di maltempo che ha travolto la provincia di Vicenza. Recuperati vicino al bacino di Trissino i corpi di Leone, Francesco Nardon, padre e figlio, inghiottiti dalla voragine che si è aperta sul Ponte dei Nori a Valdagno. La procura ha aperto un'inchiesta, il ponte ora è sotto sequestro. Il corpo di Leone Nardon, trascinato fino al bacino di Trissino, è qui che lo hanno ritrovato i vigili del fuoco intorno alle 8. 2 ore dopo anche il figlio Francesco viene recuperato dalle acque impetuose e fangose del torrente Agno e a qualche centinaio di metri a monte. Padre e figlio, 64 e 21 anni, sono stati trascinati per 15 km a valle dalla furia dell'acqua. Una famiglia distrutta, inghiottita dalla voragine che si è aperta sul Ponte dei Nori a Valdagno. Pare fossero arrivati sul posto per dare una mano alla protezione civile impegnata nella gestione del maltempo, ma all'improvviso il ponte ha ceduto. Un boato pazzesco che ha risucchiato l'auto dove si trovavano padre e figlio. Abitavano a pochi metri da dove sono morti Leone e Francesco, la moglie e le altre 2 figlie chiuse nel dolore. Poche vie più in là la Sitec, ditta che il 64enne ingegnere aveva fondato 30 anni fa. Il figlio Francesco studiava per seguire le orme del padre, come racconta il responsabile tecnico dell'azienda. Li conosco da sempre, l'ingegnere Nardon, l'ho conosciuto quando sono venuto a lavorare qui, mentre il figlio passava da quando era piccolo e poi è cresciuto qui, insomma, in questa azienda, veniva a fare gli stage. Adesso so che studiava all'università. Era una grande persona e lascia un grande vuoto per tutti. Ecco, una persona di grande umanità e anche di grande esperienza, di cultura tecnica, insomma, ecco, ci mancherà molto. Padre e figlio tornavano da Verona, il passaggio sul Ponte dei Nori per arrivare a casa. Per cercare di dare una mano, l'azienda di Nardon aveva messo a punto un dispositivo per la misurazione di livelli delle acque e movimenti delle frane. Avevamo un progetto, anzi più di un progetto, di sistemi che misuravano i livelli dei fiumi e anche delle frane. Pensiamo che magari fosse interessato a vedere questa cosa ieri sera. Possiamo immaginare che magari stesse andando a trovare sua madre che abita a una valle, però non sappiamo di preciso dove stesse andando. Il Ponte dei Nori, luogo della tragedia, è stato posto sotto sequestro. La procura di Vicenza ha aperto un'indagine. Si profila l'ipotesi di reato per disastro colposo, al momento a carico di ignoti. È il ponte parallelo e più vecchio a quello principale che attraversa Valdagno. Un anno fa era stato oggetto di verifiche. L'ultima volta è stato controllato circa un anno fa e aveva dato dal punto di vista sismico un rischio medio. Adesso abbiamo parlato anche col perito che ci ha visionato i ponti stamattina con l'ingegnere e per capire la dinamica di come sia successo. Diciamo che la spiegazione che dà l'ingegnere è sull'eccezionale livello di acqua e il ritorno di acqua che ha smosso le strutture. Voi che allerta avevate per ieri? Noi avevamo un'allerta gialla. Il sindaco di Valdagno ha annunciato che quando verranno fissati i funerali di Leone e Francesco Nardon sarà proclamato il lutto cittadino. Conoscevo Leone Nardon, un ottimo imprenditore, veramente una perdita enorme per la nostra comunità perché
pur essendo una persona molto riservata, era una persona attenta alla comunità, supportava diverse iniziative e ha anche supportato la nostra protezione civile con la messa a disposizione di dispositivi per la misurazione di livelli delle acque, di livelli del vento e anche la misurazione dei movimenti delle frane. Quindi è una perdita veramente incolmabile per la nostra comunità. Sentiamo dunque le testimonianze dei cittadini. Alle 8 circa, alle 8:07 è venuto giù. Ero andato a prendere la moglie a Novale e stavamo tornando, poi sono andato in casa. Ha sentito poi cosa? Seduto sul divano ho sentito tremare, pensavo fosse un terremoto, in realtà invece era il ponte che era venuto giù. Donato è passato 5 minuti prima che il ponte dei Nori crollasse. Si considera un miracolato. Una volta dentro casa ha sentito un boato, come un terremoto. A raccontarlo anche Laura, che abita proprio davanti al ponte. Eravamo sul divano, stavamo chiacchierando e abbiamo sentito come una scossa di terremoto abbastanza breve. In realtà non ci abbiamo neanche dato più di tanto peso. Da lì a poco abbiamo iniziato a sentire le macchine che inchiodavano, suonavano il clacson e gente che gridava in strada, e che ci siamo allarmati, ci siamo affacciati da quella finestra lì, insomma, perché comunque vediamo. E mio marito mi ha chiamato e mi fa: Laura, vieni a vedere, è crollato il ponte. I cittadini di Valdagno guardano attoniti la voragine che si è aperta sul ponte che porta al centro cittadino. Sotto il torrente Agno, ai massimi livelli, ancora impetuoso. Poteva accadere a chiunque perché è molto trafficato come tratto. Le telecamere di videosorveglianza cittadina hanno ripreso il momento in cui l'auto di Leone e Francesco Nardon viene inghiottita dal crollo dell'asfalto. I soccorritori li hanno cercati fin da subito. Erano fermi in prossimità lì dove appunto è caduta l'asfalto, la voragine, e niente, sono stati inghiottiti successivamente che erano saliti in macchina, sono stati inghiottiti appunto dalla frana che si è allargata praticamente e ha coinvolto appunto la loro macchina e loro quindi sono stati trascinati via dalla forte corrente. Valdagno paga il prezzo più alto di questa ondata di maltempo. Oltre a 2 vittime si contano 8 frane nel territorio, scantinati e allagati. Una famiglia di 8 persone in via Murri è stata evacuata perché la loro abitazione è stata lambita da un fronte di fango che si è staccato dalla collina. E la frana è arrivata a appoggiarsi sulla casa dall'altra parte qua. E, diciamo così, il pericolo esiste, adesso ci sono i geologi che stanno valutando sopra qua il monte e se la situazione potrebbe peggiorare magari in questi giorni, perché mettono brutto tempo ancora. Una parte del comune è rimasta a lungo senza acqua visto che la condotta si è spezzata con il crollo del ponte. Il sindaco di Valdagno ha fatto richiesta dello stato di emergenza. La tragedia di Valdagno con le 2 vittime trascinate dalle acque del fiume Agno al suo epilogo a Trissino, nel bacino di laminazione dove sono stati ritrovati i corpi di padre e figlio. La tragedia di Valdagno scuote il Veneto, l'Italia intera. Mai come oggi quello che è accaduto è la dimostrazione di quanto il maltempo possa provocare danni irreparabili e di come ancora non si sia fatto abbastanza. I corpi senza vita di Leone e Francesco Nardon, trascinati per 15 chilometri dalle acque furiose dell'Agno fino al bacino di laminazione di Trissino, impongono una riflessione seria, anzi di più, un cambio di marcia nell'affrontare le emergenze maltempo ormai sempre meno straordinarie e sempre più abituali. E Davide Faccio, sindaco di Trissino, accorso sull'argine del bacino di laminazione dove sono stati recuperati i corpi, a chiedere che cambino le regole. Abbiamo i nostri alberi che sono veramente una cosa assurda. L'Arpega, per fortuna, il mese scorso per 4-5 chilometri l'abbiamo completamente pulita. Non vi dico la difficoltà per arrivare a fare questo, ok? E solo perché per coscienza di territorio, perché stiamo dentro al nostro paese, lo abbiamo fatto. Ma le assicuro che se qualcuno vorrebbe dire qualcosa, avrebbe trovato da dire qualcosa anche rispetto a questa cosa, perché comunque tagliamo le piante per tutta una serie di motivi che sono tutti rispettabilissimi, però poi quando succedono queste cose qualche punto di domanda dobbiamo farcelo, ok? Quindi se noi sindaci continuiamo a scrivere, continuiamo a dire bisogna tenere puliti gli alberi, bisogna
che la politica si mette in testa che dentro gli alvei bisogna scavare, esportare materiale e togliere le piante, perché le piante dentro un alveo non ci possono stare, punto. Ok, per me ci possono essere tutti gli uccelli, tutte le cose più belle immaginabili di questo mondo, ma poi quando succedono queste disgrazie, ok, siamo tutti pronti chiaramente a piangere. E quindi per prevenire questo dobbiamo passare attraverso i bacini, e sono d'accordo, e hanno fatto tantissimo di questo. Va dato merito assolutamente alla Regione e al Presidente, però bisogna anche mettere la Regione e noi sindaci nelle condizioni di poter scavare, pulire questi maledetti torrenti, perché altrimenti rispetto a questi eventi, ok, non ci salveremo mai più. Una tragedia solo sfiorata a Schio grazie alla presenza dei soccorsi per il maltempo nell'Alto Vicentino. Vediamo. Alle 8 circa. E 8:07 è venuto giù. Ero andato a prendere la moglie a Novale e stavamo tornando, poi sono andato in casa. E ha sentito poi cosa? Seduto sul divano ho sentito tremare, pensavo fosse un terremoto, in realtà invece era il ponte che era venuto giù. Donato è passato 5 minuti prima che il ponte dei Nori crollasse. Si considera un miracolato. Una volta dentro casa ha sentito un boato come un terremoto. A raccontarlo anche Laura, che abita proprio davanti al ponte. Eravamo sul divano, stavamo chiacchierando e abbiamo sentito come una scossa di terremoto abbastanza breve, in realtà non ci abbiamo neanche dato più di tanto peso. Da lì a poco abbiamo iniziato a sentire le macchine che inchiodavano, suonavano il clacson e gente che gridava in strada, e che ci siamo allarmati, ci siamo affacciati da quella finestra lì, insomma, perché comunque vediamo. E mio marito mi ha chiamato e mi fa: Laura, vieni a vedere, è crollato il ponte. I cittadini di Valdagno guardano attoniti la voragine che si è aperta sul ponte che porta al centro cittadino. Sotto il torrente Agno, ai massimi livelli, ancora impetuoso. Poteva accadere a chiunque perché è molto trafficato come tratto. Le telecamere di videosorveglianza cittadina hanno ripreso il momento in cui l'auto di Leone Francesco Nardon viene inghiottita dal crollo dell'asfalto. I soccorritori li hanno cercati fin da subito. Erano fermi in prossimità lì dove appunto è caduta l'asfalto, la voragine, e niente, sono stati inghiottiti successivamente che erano saliti in macchina, sono stati inghiottiti appunto dalla frana che si è allargata praticamente e ha coinvolto appunto la loro macchina e loro quindi sono stati trascinati via dalla forte corrente. Valdagno paga il prezzo più alto di questa ondata di maltempo. Oltre a 2 vittime si contano 8 frane nel territorio, scantinati e allagati. Insomma, queste avete sentito, avete visto anche le foto delle vittime che sono arrivate nel frattempo, un errore nella nostra messa in onda. Vi faremo vedere non appena sarà pronto il servizio di cui parlavamo, questa bambina, una tragedia sfiorata, una bambina con spettro dell'autismo che è sfuggita alla mamma e che era caduta nel gretto del fiume, è stata prontamente salvata grazie ai soccorsi che erano in zona proprio per aiutare la popolazione a Schio. Noi andiamo avanti con il telegiornale in attesa di farvi vedere questo servizio. È stata dunque, lo avete capito ormai anche grazie alla diretta di questa mattina, una notte di paura, danni e disagi in tutto l'Ovest vicentino. Vediamo dunque il servizio. Questi sono 50-60 metri di argine che è stato completamente eroso, la pista ciclabile è crollata. Adesso ho appena emesso l'ordinanza di chiusura di questo tratto di pista ciclabile, adesso con i tecnici stiamo verificando tutto il tratto di pista ciclabile da Valdagno fino a Brogliano per vedere se è in sicurezza e eventualmente emetterò nelle prossime ore un'ordinanza di chiusura completa. Ecco, l'invito che voglio fare alla cittadinanza è di non essere curiosi, di venire a tutti i costi a vedere queste macabre situazioni. Dopo la furia degli elementi nella notte, la tregua del giorno ha permesso ai soccorsi di intervenire con efficacia nei punti sfondati dalla violenza delle acque. Dopo una fase di calma apparente, anche qui sono caduti oltre 50 mm di pioggia in circa un'ora, un quantitativo fuori scala che ha fatto temere il peggio lungo gli argini del torrente Agno. Alle 8 meno 10 meno un quarto veramente ho temuto il peggio e eravamo tutti in apprensione sui luoghi, in centrale operativa con le forze dell'ordine
e con le famiglie soprattutto che abitano limitrofe all'argine del Lagno. È stata una situazione che io non avevo mai visto. Un'ondata di piena che dopo Cornedo ha travolto gli argini e tutto ciò che incontrava anche nel territorio di Brogliano. La seconda briglia nei pressi del ponte principale è stata spazzata via, trascinando completamente anche la spalla che ancorava all'argine il muro di contenimento dell'opera idraulica, una cosa mai vista. Alto a questi livelli mai, però molto vicino l'avevo visto più volte. Però la velocità che aveva l'acqua in quel momento, ho detto qui c'è qualcosa che non funziona. E abbiamo subito chiuso il ponte perché non mi sentivo di correre questo rischio. E fatalità abbiamo messo anche un operatore della protezione civile proprio nel punto in cui è crollato l'argine, in modo che i curiosi non andassero in quella zona lì. Ancora in corso la conta dei danni, ma soprattutto ora la priorità è ancora la messa in sicurezza del territorio. Abbiamo diverse strade che sono state divelte dalla forza d'acqua, quindi stiamo facendo le ordinanze di chiusura. Abbiamo già la squadra operai nostra, i volontari della protezione civile alpina e anche diverse aziende che stanno lavorando per renderle quantomeno transitabili. Ecco che la sistemazione definitiva e qui ci salverà l'aiuto degli enti superiori che spero ci riconoscono questo evento veramente tragico. Siamo ora pronti con il servizio, andiamo a Schio. Vagava pericolosamente sul greto del torrente Leogra a Schio una bimba affetta da autismo che era sfuggita al controllo della madre mentre effettuava controlli medici in un ambulatorio. È stato il pronto intervento di carabinieri e vigili del fuoco allertati da un passante a salvare la piccola che dopo essere scivolata dalla strada in prossimità del ponte di Magrè rischiava di essere trascinata via dalla piena. Provvidenziale la presenza dell'elicottero Drago 149 già sul posto per l'emergenza maltempo che è stato dirottato lungo il torrente assieme a sommozzatori e agli operatori speleo-fluviali. La bimba appena soccorsa è stata avvolta nel maglione e una mantellina dai soccorritori e portata per ulteriori accertamenti all'ospedale di Sant'Orso. La provinciale è chiusa per frane e poi smottamenti in tutto il territorio comunale, anche in centro città. Siamo a Recoaro. Una bomba d'acqua che in un'ora ha messo letteralmente in ginocchio tutto il nord-ovest vicentino, la Valle del Lagno per intenderci. Pioggia di intensità tale da smuovere intere fasce di terreno e farle crollare sulle strade. È il caso della provinciale 246 che collega Valli del Pasubio a Recoaro Terme, chiusa dopo la massa di terra, fango, rami e sassi che l'hanno completamente invasa. Il comune di Recoaro ha deviato il traffico lungo strade alternative, incapaci però di sostenere il transito di mezzi pesanti. Per l'intera mattinata si sono tenuti sopralluoghi nella parte a monte delle frane e il sindaco Armando Cunegato è stato in continuo contatto con il prefetto di Vicenza, ma è chiara la sua esasperazione per un territorio, dice, sempre più abbandonato. Ha emerso tutto un insieme di problematiche, di danni che noi ne abbiamo ormai, vorrei dire, anche per esperienza qui a Recoaro, ormai non ne possiamo più di quanto che sta accadendo. Sono aggiunte parecchie frane, smottamenti, problemi anche sulle valli vallette che purtroppo l'incuria anche da parte di chi di competenza si sta abbandonando il territorio e con tutti questi eventi atmosferici unici ormai, anche ieri, guardate che ieri è stata una cosa pazzesca essere qui e purtroppo se non si riesce a prevenire e intervenire vivremo costantemente in queste condizioni. Ecco, questo io ripeto, sono esasperato perché abbiamo avuto già danni fra l'anno scorso e l'altro anno di quasi 4 milioni di euro e non abbiamo ricevuto nulla purtroppo dallo Stato e dovremmo, anzi abbiamo dovuto fare noi dei mutui per garantire una viabilità a chi abita nelle nostre contrade, ma non possiamo noi come comuni sopportare tutto quanto questo. Frane ovunque sparse in tutto il territorio del comune di Recoaro, in centro città il terreno ha invaso la strada che porta al cimitero, a ridosso della scuola materna e dell'asilo nido comunali, con disagi per diverse famiglie. Qui abbiamo circa 6-7 famiglie che sono state isolate, però adesso stiamo provvedendo con una ditta qui locale di riaprire la strada in modo da dare accesso alle famiglie. Parlava prima della difficoltà adesso di riprendere le lezioni, perché ormai le lezioni riprenderanno tra martedì e mercoledì e quella parte appunto letteralmente franata a ridosso della scuola materna, come dovete fare adesso?
No, io mi sento di poter dire che le lezioni riprenderanno regolarmente. Noi abbiamo un altro accesso a scuola materna e anche asilo nido, quindi non vedo una preoccupazione così importante. E diverse famiglie proprio a causa delle frane sono rimaste bloccate in casa. Sentiamo. Fervono i lavori al COC allestito nell'ufficio tecnico del comune di Recoaro, dove arriva una raffica chiamate da cittadini vittime del maltempo delle scorse ore. Una decina di famiglie bloccate in casa dopo le frane che si sono abbattute in vari punti di Recoaro Terme. Lungo la strada che porta alla frazione Recoaro 1000 la gente è esasperata. Questa mattina avevamo una bella montagna di materiale qui. È stato scaricato dalla valletta là in cima, tra l'altro una valletta che non è nuova a questo tipo di problematiche, dato che questo è il quarto o il quinto anno che abbiamo problemi di questo tipo, per cui piogge abbondanti, improvvise, perché comunque quello di ieri è stato veramente un evento climatico eccezionale, che comunque dovremmo aspettarci sempre di più, visto il cambiamento climatico, anzi la crisi climatica, e ogni volta che succede porta giù, scarica moltissimo materiale. Quest'anno è stato decisamente peggiore, non abbiamo avuto soltanto il fango, la terra degli anni scorsi, ma anche molto più materiale pietroso. L'asfalto, come potete vedere, è stato completamente portato via dalla forza dell'acqua, che poi naturalmente è scesa, e abbiamo moltissimi danni anche in un campo coltivato lì sotto, se volete vedere, dove abbiamo avuto circa 20 cm di terreno che è stato completamente portato via dall'acqua. È rimasto soltanto lo strato sottostante, che era quello dove l'aratro non era arrivato in profondità, ma quel campo lì che era stato seminato la settimana scorsa adesso è completamente devastato. C'è rabbia tanta e c'è anche tanta amarezza. Decisamente, perché appunto sono anni che gli scienziati parlano della crisi climatica, che ci dicono che dobbiamo essere pronti. Sappiamo che questa qua è una zona comunque a rischio idrogeologico da moltissimo tempo. Poco più in su siamo in Contrasandri, altre 3 famiglie bloccate e tanta la paura. Abbiamo avuto un po' di paura, sì, perché non ho mai visto una cosa del genere. Ecco. Eravate isolati voi? Sì, non potevate più uscire né niente? Basta, perché ci hanno bloccato le macchine e tutto dentro in garage. Basta. Non c'è altro da dire, perché una cosa così mai vista. Ci racconta un po' come è successo, come vi siete accorti? Perché l'acqua ha cominciato a crescere un po', sempre un po' di più, e dopo è tutto un colpo è venuto su tutta questa cosa, insomma. In tutto questo i residenti hanno una certezza. Non si può più pensare di tappare con il cemento, ma bisogna pensare in maniera sul lungo termine, in maniera scientifica, come affrontare questi problemi. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza. Dichiarato lo stato di emergenza a me sembra il minimo, visto che considerato quello che è accaduto, e in particolar modo c'è la perdita di 2 vite umane, che non è un fatto ordinario, quindi l'emergenza c'è tutta a 360 gradi, purtroppo anche con la perdita di 2 vite umane. Con 3.000 opere realizzate, tra i quali molti bacini di laminazione, 2 miliardi di investimento, abbiamo dimostrato che comunque la sicurezza aumenta con le opere. A livello nazionale chiediamo che si identifichi come priorità nazionale, magari potendo pescare, basterebbero una ventina di miliardi dai 235 miliardi del PNRR da distribuire alle regioni che hanno già opere pronte per essere cantierate. Abbiamo registrato il record assoluto del livello del Lagno al ponte di Brogliano, non si era mai visto il livello arrivare a oltre 30 centimetri sopra il massimo record precedente. A valle sono stati utilizzati i bacini di laminazione, quello di Montebello e quello di Trissino per quanto riguarda Lagno, poi è entrato in funzione anche quello di Caldogno, quello sull'Orolo, ma stiamo parlando di un altro bacino idraulico, e ci sono stati i danni che avete visto. Bisogna semplificare le normative anche per poter fare le opere, perché sono opere salvavita. E quindi non è accettabile che ci siano tutta una serie di passaggi che implicano delle tempistiche assolutamente lunghissime e inaccettabili se vogliamo salvare vite umane. E con questo è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo la sigla il meteo, a tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.